Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Rete Veneta, Focus TG per raccontarvi come sempre in diretta questo sabato a nord-est, un sabato che è segnato da due colori, il bollino rosso sulle strade, sulle autostrade. Fra poco ci collegheremo con la Tisana, con uno dei punti neri della viabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e il giallo dell'allerta meteo che resta fino a questa sera alle ore 20, e questo su tutto il Veneto, su tutti i bacini idrografici del Veneto, dall'Alto Piave al Livenza Tagliamento. Come sapete sono giorni particolarmente difficili, particolarmente concitati. Ci sono stati dei danni anche ingenti nella giornata di giovedì, soprattutto nella Marca trevigiana, nella Marca orientale verso il Friuli, ma anche nell'Alta Marca, nella zona di Follina, nell'area del Solighese. Torneremo a collegarci con quelle zone colpite. Ebbene, l'allerta resta fino a questa sera, allerta per forti temporali e rischio frane, quindi stiamo anche noi seguendo l'evoluzione del meteo accanto alla protezione civile del Veneto. Però appunto un'altra allerta, ve lo posso già anticipare, si prospetta per la giornata di lunedì. Ci sarà una sorta di tregua domani, domenica. Vi ricordo appunto che ci collegheremo fra pochissimo con Omar Costantini e faremo il punto della viabilità da La Tisana. Tra l'altro fra pochissimo ci collegheremo ancora con il Veneto orientale, perché è stata una notte difficilissima tra San Donà di Piave e Concordia Sagittaria per diversi incidenti stradali. Si sta recando sul posto la nostra Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Dicevamo, la cronaca ci porta in Cadore, ad Auronzo, per il crack dello storico Hotel Auronzo, meta di VIP e calciatori. Era l'hotel della squadra di calcio Lazio. Un dissesto studiato a tavolino è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza sul fallimento dell'albergo Auronzo, unico hotel a 4 stelle della Vallata, simbolo per 17 anni dei ritiri estivi della Lazio, dichiarato fallito nel 2022 con sentenza del Tribunale di Belluno. 4 le persone denunciate a vario titolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Al centro una società bellunese svuotata a vantaggio del socio unico, una holding napoletana già fallita da 10 anni. Nei guai sono finiti 3 imprenditori campani e un laziale. Le indagini hanno ricostruito operazioni societarie e flussi bancari sospetti, 800.000 euro trasferiti in più tranche senza delibere né coperture legali, 1.600.000 euro in fatture gonfiate per lavori di ristrutturazione dell'albergo mai realmente eseguiti, un rimborso illecito da 250.000 euro e spese personali per 130.000 euro in viaggi, cene, soggiorni in alberghi di lusso nei luoghi esclusivi della costiera amalfitana e persino centri estetici. Il colpo finale, la vendita sotto banco di un immobile aziendale da $500.000 ceduto a un soggetto legato al socio unico con l'obiettivo di favorirne le pretese. Fondamentali le perquisizioni a Roma e Napoli. Nei PC e negli studi professionali le Fiamme Gialle hanno rinvenuto documentazione occultata che ha inchiodato 2 soggetti, uno campano e uno laziale, per il tentato depistaggio. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Belluno. Oggi l'albergo Auronzo è passato di mano alla società Stay in Cortina, con sede a Cortina, che l'ha acquistato all'asta, mentre la Lazio ha trasferito a Formello, poco distante da Roma, la sede del suo ritiro estivo, interrompendo una tradizione di ben 17 anni ad Auronzo. Vi parlavo di una serie di incidenti, soprattutto nel Veneto orientale. Bene, ci colleghiamo con San Donà di Piave, con la nostra Ilaria Marchiori. Per la parte tecnica c'è Simone Merlo, accanto a lei vedo Romina Ceccato, che voi tutti conoscete, presidente di Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale, e mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli scomparsi in un terribile schianto nel luglio di 6 anni fa sulla strada iesolana. Ilaria, mi senti? Buongiorno. È stata una serata difficilissima tra San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, confermi?
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio come dici tu, una serata difficile, incidenti, ancora sangue sulle strade. In questo caso ci troviamo in via Calvecchia, qui a San Donà di Piave, dove ieri sera intorno alle 23:30 è successo questo incidente. C'era una ragazza di 23 anni a bordo di un'auto che è stata portata via con l'elicottero. Proprio vedete il punto qui alle mie spalle, e come hai già anticipato sul posto è accorsa proprio subito Romina Ceccato, che si trovava qui a lavorare per la Sagra di Paese, che ha assistito diciamo all'incidente. Lei che cosa ha visto, Romina? Niente, io come ho sentito, appunto, avendo fatto questa associazione, sono corsa subito e ho visto una macchina schiacciata, un Audi, e questa macchina di questa ragazza che era accartocciata, proprio un pacchetto regalo sembrava. La cosa mi ha subito spaventato e ho pregato, avendo io provato sulla mia pelle cosa significava, che almeno questa ragazza potesse riuscire a sopravvivere e qualcuno a farcela. Mi sembra che, speriamo che possa farcela, io me lo auguro come mamma. La cosa è stata bellissima perché c'erano dentro, all'interno del capannone di questa sagra, delle persone che sono in pronto soccorso, che si occupano e hanno fatto subito il primo soccorso. Ma vedere, e devo dire veramente che molte volte non apprezziamo, ma bisogna dire grazie veramente alle nostre forze dell'ordine e ai pompieri, perché sono soccorsi immediatamente e hanno cercato in tutte le maniere di tirare fuori. Questa è una strada veramente pericolosa, una strada dove si corre e nessuno rispetta il limite. Quindi non stiamo parlando di sera, di notte, di bevute, qui c'è un altro problema e penso che dovremmo arrivare a un punto a capire se è il problema della testa delle persone che non capiscono il rispetto e il valore della vita che si ha in mano, prima per te stesso e poi per gli altri. Qui è arrivato l'elicottero, è arrivato tutto. Io ho rivissuto quello che mi era accaduto, però Quello che è accaduto a questo punto, ricordiamolo, a luglio di 6 anni fa, nel 2019. sì, quando è successo a mio figlio e ai suoi amici, però veramente speravo che quella ragazza non ce la facesse, perché l'avevo vista in una maniera veramente spaventata. Spero invece, avendola vista portare via subito, che qualcosa di bello ci sia. Però io chiedo veramente con il cuore, da parte di tutti, di noi, di istituzioni, ma di tutti quanti, anche noi persone umane, andate piano, cerchiamo di fare qualcosa di utile, perché non è possibile che ogni giorno apriamo il quotidiano e leggiamo di questi incidenti, a prescindere se è colpa mia, se è colpa tua, ma cosa passa per la testa? Io non riesco a capirlo veramente. Senta, poco fa, prima di collegarci, stavamo parlando anche di sicurezza stradale, di cui si parla da tanto tempo, si lanciano appelli, però ancora ci troviamo a dover documentare incidenti come quello avvenuto qui, come quello avvenuto anche a Concordia ieri sera e come quelli dei giorni scorsi. Tra l'altro, ricordiamo, anche in un periodo di esodo estivo, quindi sono strade particolarmente trafficate, in particolare questo fine settimana. Sì, questo è vero. La cosa che io mi chiedo, e l'ho chiesta anche l'altro giorno che ero dal direttore Bacciali a Focus, è che abbiamo fatto, o meglio il ministro ha fatto un codice stradale che sembrava che dovesse rallentare questi incidenti, ma mi sembra che questi incidenti invece non si stanno rallentando. Anzi, sembra che questi incidenti, invece di avvenire, io spero che non avvengano proprio, cioè non fraintendiamo quello che sto dicendo, siano maggior parte causati alla mattina, al pomeriggio e la tarda sera, perché alla notte non sembra, diamo colpa che bevono, ma qua per me sembra invece che corrono, distrazione, e non pensano al rispettare agli altri, cioè loro secondo me non sanno che cosa hanno in mano. Io la paragono sempre a una pistola che non la sanno usare.
C'è un problema? Allora io mi dico, che cosa possiamo fare? Ma è impossibile avere parole? Mi chiedo, ma il governo dall'alto, noi insieme, che cosa possiamo fare? Perché qualcuno mi deve aiutare a capire come possiamo fermare queste stragi. Guardate che fa male, fa veramente male, perché io a vedere quella ragazza ieri pregavo il Signore che quella famiglia non provasse, e spero, e sicuramente non proverà il mio dolore, ma lo spero con tutto il cuore, che possa farcela. Fa male, ma bisogna rallentare qualcosa. Allora mettiamo gli autovelox, non funzionano, perché tanto uno se li vede e si rallenta. Vogliamo le forze dell'ordine, vediamo che non funzionano perché scappano anche lì. Allora, caro Ministro che è addetto ai trasporti, allora o viene qui in mezzo a tutte le strade e vediamo, oppure tramite le nostre amministrazioni bisogna fare rete e arrivare a chi è di competenza per capire dove e qual è il tassello mancante per sistemare e fare qualcosa. Grazie Romina Ceccato, grazie anche per la testimonianza. Se non ci sono domande, Cristian, io qui da San Donato restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori con Simone Merlo, grazie come sempre a Romina Ceccato. Dicevamo l'incidente di San Donà di Piave e poi appunto l'incidente che ha coinvolto un'ambulanza a Concordia Sagittaria, un'ambulanza in emergenza che ha evitato un'auto ed è finita contro il guardrail. A bordo c'era una mamma con un bambino, feriti lievemente, chiaramente una grande fortuna. E c'è da registrare un incidente nella notte, sempre nel veneziano, lungo la strada statale 14 all'altezza di Canoghera, forse per la scarsa visibilità a causa della pioggia battente. Due automobili si sono scontrate attorno alle 3 di sabato. Immediato sul posto è stato l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal comando di Mestre. Gli operatori hanno avuto il compito di mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre dalle lamiere il conducente di uno dei due mezzi coinvolti. La persona ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 e è trasportata nel vicino ospedale di Mestre. Illeso invece l'altro automobilista. A occuparsi dei rilievi del caso per ricostruire le dinamiche di questo scontro gli agenti della polizia stradale. Abbiamo ancora tanta cronaca, ma questo sabato è segnato anche dalla politica. Due fronti, uno per il centro-sinistra, l'altro per il centrodestra. Il centro-sinistra, il fronte del centro-sinistra già lo state vedendo con la nostra Elena Dal Forno, che si trova a Treviso con Nicoletta Rizzetto e con il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo. Per la prima volta nelle vesti di candidato ufficiale, per la prima volta nella sua Treviso, dove è stato per l'appunto sindaco. Elena, buongiorno. Buongiorno Cristian e buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta. Siamo con Giovanni Manildo, ha appena finito il suo discorso, un entusiasmo palpabile, un creare futuro che questa volta sembra quella giusta. Finito con la canzone di Vecchioni, Sogna ragazzo sogna. Sì, bellissimo, Sogna ragazzo sogna, è stata la colonna sonora di un entusiasmo che ho sentito crescente, una coalizione amplissima, persone, partiti, portatori di interesse e mondi che sono raccolti oggi al Parco degli Alberi Parlanti e hanno veramente generato entusiasmo. C'è voglia di affrontare questa campagna con un atteggiamento diverso, consci che questa coalizione può essere credibile, può parlare di creare futuro con emozione, coraggio, competenze, c'era tutto oggi. E ringrazio tutte le persone che sono venute perché si veste veramente il nostro modo di essere, quello di passare dal Veneto di uno al Veneto di tutti, con la partecipazione, con la convinzione che ognuno di noi può fare qualcosa di concreto per cambiare in meglio il Veneto. E io mi porto a casa un serbatoio di energia ed entusiasmo veramente stupendo. Ecco, tanti temi ovviamente sul tavolo, dalla sanità, dal lavoro, dai giovani che se ne vanno da questo Veneto. Abbiamo visto oggi 11.000 ragazzi nel 2024 se ne sono andati dalla regione, quindi qualcosa bisognerà fare, anche insieme ad Elly Schlein che ieri lei ha incontrato. Sì, noi oggi abbiamo aperto con i giovani, ieri con Elly che si è dimostrata veramente una di noi molto attenta ai temi. Abbiamo veramente condiviso i temi con due diverse angolazioni, quella dei ragazzi che hanno aperto oggi e quella di Elly di ieri, quella di attenzione alla sanità
sanità come diritto universale, attenzione alla dignità delle persone che lavorano nella scuola e nella sanità, che sono i pilastri del nostro vivere insieme, un'attenzione all'ambiente e all'emergenza climatica, non soltanto per il futuro, ma un'emergenza che dobbiamo vivere e affrontare già da oggi. Un ricordo è anche andato ai 12 comuni del Trevigiano che sono in stato di emergenza. Quindi devo dire che con Elly Schlein e con i giovani c'è veramente stata una convergenza programmatica sui temi su cui vogliamo battere per questo creare futuro per un Veneto di tutti. Ecco, poi questa sera nei telegiornali della sera naturalmente avremo tutte le altre voci a contorno e a sostegno ovviamente di Giovanni Manildo, la cui coalizione è amplissima, si sta anche per aggiungere forse Azione. Beh, noi siamo confidenti, quando una coalizione è credibile poi è contagiosa, con Azione stiamo parlando di dialogo sui temi su cui vogliamo essere costruttivi, una politica e sono confidente che si possa trovare un ulteriore allargamento. Ecco, ricordiamo che è anche uscito il sole, come ricordava Piero Fassino, che poi ascolteremo questa sera, forse è la volta buona. Adesso ascoltiamo proprio Elly Schlein, che ieri Giovanni Manildo ha incontrato a Marcon. È una grande gioia essere qui per questa festa a Marcon e anche essere qui con Giovanni Manildo, il nostro candidato di cui siamo entusiasti. Ti ringrazio Giovanni, perché è la tua esperienza amministrativa, la tua credibilità, la tua umanità che hanno agevolato che in Veneto si mettesse insieme la coalizione, credo più ampia che si vedesse dagli ultimi 15 anni. Quindi è proprio il segno che ci crediamo in questa sfida al tuo fianco per mettere davanti il lavoro, le opportunità per i giovani, le politiche industriali che servono a questo territorio che ha bisogno di essere messo in condizione di continuare a fare scuola in Italia e in Europa, e naturalmente anche la sanità, la salute, il diritto alla salute degli italiani, il diritto alla scuola, il diritto alla casa. Queste sono le questioni che sono emerse nel confronto programmatico di cui ringrazio davvero tutte le forze politiche che sostengono Giovanni Manildo in questa coalizione. Fatemi ringraziare in modo particolare il PD del Veneto, che ha con generosità e responsabilità guidato questo percorso in modo testardamente unitario per costruire questa alleanza, un'alleanza che non si è costruita contro qualcuno ma per le cose che vogliamo fare insieme. Questo fa tutta la differenza del mondo e Giovanni con la sua storia è la dimostrazione della qualità. Vogliamo offrire al Veneto un metodo diverso, quello che riparte dall'ascolto dei territori, delle imprese, dei sindacati, delle famiglie che sono più in difficoltà, perché è vero che questa è una regione avanzata, forte, ma in questi anni ha sofferto anche il Veneto, le diseguaglianze sono aumentate e, come dice sempre Giovanni, non vogliamo lasciare indietro nessuno, vogliamo costruire il diritto a restare per i giovani veneti. Questo vuol dire non far mancare i servizi, le opportunità, il lavoro dignitoso, e vuol dire anche, come tu dici spesso, che vogliamo un Veneto che non è di uno ma che è di tutte e di tutti. Speriamo che ci si arrivi presto. Noi ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo fatto questo percorso programmatico. Voglio ringraziare Andrea Martella, che è qui con noi, perché mi ha raccontato che è un percorso di partecipazione dal basso in cui sono state coinvolte addirittura 20.000 persone per dare il proprio contributo. Ciao Andrea, ti stavo ringraziando per il percorso programmatico, il coinvolgimento di 20.000 persone, l'ascolto dei territori che hanno fatto maturare un programma concreto delle cose che vogliamo fare. Mentre dall'altra parte litigano per le poltrone e per le candidature, ed è incredibile, fatemi dire, che quando si chiude un ciclo importante come 15 anni di Zaia e prima 15 anni di Galan, non abbiano preparato il dopo, cioè non si siano occupati di costruire il ricambio, l'innovazione, investire su una nuova classe dirigente. Noi ci siamo mossi per tempo, siamo pronti per questa sfida, abbiamo molto in chiaro in testa le priorità per i veneti perché ce le hanno dette loro. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Così dunque Elly Schlein ieri sera a Marcona per la festa dell'unità, Elly Schlein che poi è stata a Verona. Ci occuperemo anche di centrodestra, fra pochissimo ci collegheremo con Tiziana Bolognani da Pedavena, dove a breve, a minuti, dovrebbe arrivare anche Flavio Tosi per incontrare la segreteria bellunese di Forza Italia. Sul tavolo chiaramente c'è sempre la questione delle regionali, ma noi torniamo alla cronaca, torniamo ai fatti
abitanti di Rovigo. Esattamente una settimana fa in Corso del Popolo, all'altezza del monumento a Giacomo Matteotti, la mattanza, l'uccisione di Aminegara, 23enne tunisino. Ebbene, ci sono degli sviluppi, sono stati fermati 5 pakistani. Non è una semplice rissa, non sarebbe stata una semplice rissa, ma un vero e proprio regolamento di conti, addirittura una vendetta. Non si sarebbe trattato di una rissa, ma di un omicidio premeditato, una vendetta pagata con il sangue e costata la vita. Dopo appena 6 giorni gli investigatori della squadra mobile hanno fermato i 5 giovani pakistani ritenuti a vario titolo responsabili della morte del 23enne tunisino Aminegara, avvenuta nei giardini delle 2 torri in Corso del Popolo, nel Salotto Buono di Rovigo. Nell'aggressione di sabato scorso era stato gravemente ferito anche un amico di gara, un 30enne, pure lui tunisino, poi ricoverato in prognosi riservata. A confermare il quadro con una nota la procuratrice Manuela Fasolato. I fermi non solo sono motivati dalla gravità dei reati, ma anche dal pericolo di fuga. Non a caso il principale sospettato, indagato per omicidio premeditato, è stato fermato ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli altri 4 pakistani a cui viene contestato il concorso anomalo nell'assassinio, oltre alla rissa, sono stati rintracciati tra Rovigo e Torino di Sangro, in provincia di Chieti. A tutti viene addebitato il tentato omicidio del secondo tunisino. Una vendetta quindi, una risposta ad una precedente aggressione avvenuta il 17 luglio in cui ad avere la peggio era stato uno dei pakistani colpito con una bottiglia di vetro. Lui però se l'era cavata con una prognosi di soli 10 giorni. La resa dei conti ha portato all'uccisione del 23enne, da anni a Rovigo e molto noto in piazza. Aminegara è stato colpito da un collo di bottiglia infranto che gli ha provocato una lesione al fegato e al torace. Scena da Far West, sangue e urla, la 4ª violenta rissa in un mese che ha portato a un aumento di controlli e forze di polizia sul territorio nel capoluogo del Polesine. Ha appena 19 anni, ma una serie di precedenti di tutto rispetto. Il giovane tunisino arrestato dalla polizia a Padova, condannato per ben 3 rapine messe a segno ancora minorenne ai danni di coetanei e di alcune donne. Il giovane era ricercato dopo che a marzo era fuggito dal centro per il rimpatrio a Gorizia. In carcere adesso è finito anche perché accusato di altre 4 rapine, 2 ai danni di ragazze con l'uso dello spray al peperoncino e una di una mamma che stava passeggiando in città con la figlia di 2 mesi in carrozzina. È accusato anche di violenza sessuale con altre 2 persone ai danni di una ragazza, violenza commessa in uno stabile dismesso dell'aeroporto Allegri dove aveva trovato rifugio e dove la polizia lo ha rintracciato e fermato. Questa quindi l'ultima ora che arriva dal padovano. Noi parliamo di vandali adesso, gravi atti vandalici a Castelfranco in un centro estivo. Vandalismi e furti al centro estivo, presa di mira la scuola elementare San Giorgio di via Manzoni a Castelfranco Veneto, che in questi mesi di vacanze ospita le attività rivolte a bambini e bambine. I soliti ignoti di notte hanno distrutto una piscina che era stata allestita nel giardino della struttura, tagliando i teli, e non contenti hanno forzato 2 finestre per entrare nell'edificio e rubare 2 casse acustiche di valore. Hanno agito indisturbati. I gestori del centro estivo si sono accorti del disastro solo alla mattina, quando hanno aperto la scuola, e chi gestisce il camp non esclude che si tratti di gente che ben conosce l'area. I vari ingressi sgraditi notturni erano già stati segnalati alle forze dell'ordine. Ecco, io ho riscontrato un gruppo genitori molto attento e molto pronto a rispondere a questo disagio che abbiamo incontrato, e appunto mi hanno fatto presente che sono episodi che si sono già verificati in precedenza, in sostanza. Quello che si chiede è un lavoro in squadra tra genitori e tra istituzioni. Esatto, allora secondo a nostro parere ci vuole proprio una bella sinergia e fare squadra, perché è un vero peccato che una struttura come questa venga penalizzata da queste presenze che disturbano e danneggiano le attività che vengono svolte a favore delle famiglie, in sostanza. Queste persone vanno fermate, dichiara Diotto. Non si può passare sopra a questi episodi qua, perché sennò continueranno a moltiplicarsi e pensano che noi abbiamo paura. Invece no, qua la questione è fare squadra, impedire che questo succeda, controllare il territorio e invece incentivare le attività
attività e farne ancora di più, perché la scuola e questa zona sia una zona viva, in maniera da appunto disincentivare questi episodi che non fanno piacere a nessuno. Servirebbero magari anche più telecamere. Ecco, sarebbe fantastico avere delle telecamere che possano diciamo visualizzare questa zona e magari anche qualche punto luce in più. Un chiaro messaggio alle istituzioni, perché abbiamo sentito solo lavorando in squadra si possono evitare tali spiacevoli episodi che nel frattempo sono stati segnalati alle forze dell'ordine. È appena arrivata una nota dei Carabinieri di Treviso, ve ne do conto velocemente, riguarda una serie di controlli straordinari avvenuta nella zona di Montebelluna, Crocetta del Montello, Cairano di San Marco e Pederobba. Vi do alcune infrazioni. Un 33enne di Sernalia della Battaglia è stato trovato in possesso di 2 coltelli a lama fissa del tipo neck knife, nonché di marijuana e cocaina. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente di guida per 30 giorni. E ancora 2 automobilisti, un 39enne di Cornude e un 51enne di Cairano di San Marco, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Avevano entrambi dei tassi alcolemici particolarmente alti, uno ha rasentato i 2 grammi per litro, il limite è 0,5. Un 24enne di Pederobba è stato segnalato alla prefettura per uso personale di stupefacenti. Anche in questo caso parliamo di hashish e cocaina. Questo un primo bilancio dell'attività straordinaria dei Carabinieri nella zona del Montello. E noi rimaniamo a Montebelluna, dove nelle scorse ore sono arrivate le bodycam per gli agenti della polizia locale. Presto arriveranno anche i taser. Voi come amministrazione comunale quanto investite in sicurezza ogni anno il bilancio? Investiamo il più possibile, nell'ordine circa di 1/5 del nostro bilancio, anche perché poi bisognerebbe capire come far rientrare le voci di sicurezza all'interno del bilancio, ma le spese per la sicurezza non sono mai spese, sono investimenti. E questi sono gli ultimi investimenti in sicurezza del comune di Montebelluna. 13 bodycam, ovvero telecamere da indossare durante il servizio, e 2 taser per fermare con scariche elettriche ogni tentativo di aggressione agli agenti in servizio. Ma il sindaco ci aggiunge sopra anche un piano di controllo notturno del territorio. Il progetto Montebelluna Sicura, che prevede 25 uscite da qui a fine anno da parte di 2 pattuglie dalle ore 19 alle ore 2 di notte di concerto con l'Arma dei Carabinieri, sia per quanto riguarda le manifestazioni, a Montebelluna ne abbiamo tante, ma anche per quanto riguarda tutto il territorio, quindi tutte le contrade. Bodycam che serviranno per registrare l'attività degli agenti. Sono strumenti appunto di prevenzione che potranno sicuramente garantire la sicurezza dei miei collaboratori in determinate situazioni di criticità, ma soprattutto anche la sicurezza dei cittadini stessi. Accanto all'azione della polizia sul territorio c'è il sistema di videosorveglianza incrementato lo scorso anno al Parco Legrenzi, a Mercato Vecchio, al sottopasso ferroviario, al Palamazzalovo, oltre che in centro città. Tutte le telecamere sono collegate in fibra ottica con la centrale operativa della polizia locale, sono in ogni caso anche visionabili presso la centrale operativa dei Carabinieri. Sono circa 110 ottiche e pertanto distribuite capillarmente su quasi tutto il territorio comunale. Ma quello che sta facendo la differenza in tema sicurezza è l'adesione di 1075 cittadini divisi in 21 gruppi su 11 contrade al progetto Controllo di Vicinato, con a capo il comandante Scarpa. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto con la prefettura di Treviso, il comandante quindi sottoscritto è entrato a far parte di quello che è il controllo del vicinato, quindi sono all'interno del gruppo WhatsApp dei coordinatori, pertanto in diretta so quello che succede all'interno del territorio comunale, grazie alle segnalazioni appunto dei cittadini. Ritorniamo nel Padovano, 9 imprese ispezionate, 6 persone denunciate, il bilancio dell'attività di controllo dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Padova. Durante l'attività sono state verificate aziende operanti in diversi settori con il riscontro di numerose violazioni. Sono stati individuati anche 5 lavoratori in nero, nel complesso sono state elevate ammende pari a quasi 160.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 38.000. Adesso un altro collegamento, come sempre in diretta a Bassano con Vanessa Banzato che ci racconta di un campo scuola molto atteso, un campo scuola alpino. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Li vedete e le vedete, sono protagonisti e le protagoniste della quinta edizione del campo scuola alpino, che è allestito proprio qui nell'ex caserma Montegrappa, che ha una struttura, un edificio che per Bassano del Grappa e per l'alpinità ha un significato del tutto particolare, come il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo e il direttore del campo scuola alpino Sergio Panuello. Intanto io partirei subito dal presidente Rugolo, perché siamo arrivati alla quinta edizione di questo momento speciale per tanti ragazzi e tante ragazze dai 16, 17 e 24 anni. Sì, è il quinto anno che Bassano e specificatamente l'ex caserma Montegrappa ospita uno dei campi scuola dell'Associazione Nazionale Alpini. Per noi è un motivo di orgoglio, un motivo anche di impegno, perché dobbiamo spenderci per accompagnare questi ragazzi, questi giovani, queste giovani che hanno scelto di fare un'esperienza con gli alpini di 2 settimane, e il fatto che siano in tanti, che ogni anno dobbiamo ahimè anche scartare qualche richiesta perché il numero è stato abbondantemente superato, è anche motivo di orgoglio. Vuol dire che il campo scuola ANA di Bassano è un campo che funziona, è un campo appetito, è un campo che dà soddisfazioni non solo ai ragazzi ma anche a chi vive con loro, a chi li accompagna. Tra l'altro quest'anno sono 52 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, che hanno aderito e sono qua presenti, e 25, praticamente la metà, arriva proprio dal territorio del bassanese. Sì, in effetti sono anche abbastanza orgogliosamente emozionato, perché vuol dire che stiamo lavorando bene nel territorio della sezione. Il fatto che metà dei giovani che sono qui siano proprio del territorio nostro vuol dire che la sezione è presente, è viva e sa trasmettere segnali importanti e valori ancora più importanti. Direttore, cosa significa per lei intanto questo campo, questa realtà e questo contatto diretto che lei annualmente ha con questi giovani? Buongiorno a tutti, sì, è una bellissima esperienza che ormai va avanti da 5 edizioni. Ormai sono di famiglia, devo dire onestamente, ogni anno esperienza nuova, ogni anno cerchiamo sempre di fare qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di più impegnativo, che è quello che ci praticamente rende questo campo appetibile, perché nelle nostre volontà sono quelle di far vivere questi ragazzi le esperienze di quello che hanno vissuto, ahimè, tanti anni fa, tanti loro coetanei in queste montagne. Li facciamo vivere, vedere dove sono stati presi e mandati, però li vivono in modo diverso, ovviamente non con quel sacrificio che i nostri giovani di quel tempo hanno subito. Un campo impegnativo, un campo che quest'anno ci vede praticamente impegnati in un'escursione di 1 settimana intera, e affronteremo questa escursione partendo da Cavaso del Tomba, Monte Tomba, saliremo su Cima Grappa, passeremo per Enego, faremo il Castello di San Marco e poi con varie attività ancora sul territorio, per poi concludere a Gaglio e rientrare finalmente di nuovo qua e dormire in un letto dopo qualche giorno di qualche sacrificio per tutti, naturalmente, nessuno escluso, perché tutti siamo uguali, la forma di rispetto vale la regola fondamentale di questo campo, e l'ho detto prima ai ragazzi in un piccolo incontro fatto prima per conoscerci, e questa è la cosa che secondo me è il valore aggiunto di questa realtà. Poi vi ha fatto sorridere perché lei ha tenuto a precisare anche una cosa mentre parlava proprio ai ragazzi e alle ragazze: non sognatevi di mettervi pantaloncini corti, il decoro comincia anche dall'abbigliamento. È un decoro soprattutto, ma anche un'esigenza anche dovuta al rispetto purtroppo della presenza di alcuni animali poco graditi per noi, che sono le zecche, che mi è stato segnalato che quest'anno sono particolarmente presenti, per cui la prima cosa è la sicurezza è fondamentale. Noi abbiamo tutte le attività che facciamo, sono tutte fatte nella massima sicurezza, tutti i percorsi sono stati visionati, verificati, e fino all'ultimo momento, se abbiamo un minimo dubbio, andremo a vedere. Per noi la sicurezza è fondamentale, l'ho detto prima, si parte tutti e arriveremo tutti, nessuno escluso. Questo è il bello del gruppo, è mettere noi prima dell'io, il nostro motto. Presidente, lei ha avanzato un'unica richiesta ai partecipanti di questo campo alpino, ovvero la lealtà, che siano leali tra di loro, che siano leali con chi li guida, con chi li accompagna in questa avventura.
ma soprattutto siano leali con se stessi. Hanno scelto di fare questa esperienza e sono sicuro comunque di questo, per la mia era una simpatica provocazione, di essere coerenti con se stessi. Hanno scelto di fare questa esperienza e l'augurio che faccio loro è quella di vivere completamente, proprio immergersi completamente in questa che sarà una straordinaria esperienza, lo sappiamo dai resoconti degli anni scorsi. Rimarranno veramente soddisfatti. La vera soddisfazione nostra è vedere loro soddisfatti. E insomma parte proprio oggi questo campo alpino e Cristian da Bassano del Grappa, dal piazzale dell'ex caserma Montegrappa, io ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato con Renzo Rigonda, grazie a te e ai tuoi ospiti. Noi adesso parliamo di amministrazione, il principale documento di programmazione della provincia di Vicenza è stato presentato e tra le priorità per il prossimo triennio ci sono le strade provinciali e le scuole superiori. Luisa Bertini. È la bussola per il prossimo triennio, rappresenta la base per la relazione del bilancio di previsione. Parliamo del documento unico di programmazione di cui ha preso atto il Consiglio provinciale, che raccoglie gli intenti dell'amministrazione. Tra gli indirizzi preponderanti quelli relativi alla sicurezza delle strade provinciali e agli investimenti sull'edilizia scolastica. In tema di edilizia scolastica sono confermati i fondi annuali a disposizione degli istituti superiori di competenza, 1.400.000 euro per la sicurezza antincendio, 800.000 euro per i lavori di manutenzione, 500.000 euro per le migliorie e 300.000 per le coperture agli intonaci, ma non solo. L'approvazione della trasformazione in mutuo del finanziamento sul Boccioni, che quindi a breve vedrà la sottoscrizione della convenzione e poi tutto l'iter per l'avvio dei lavori, e inoltre una nuova convenzione per quanto riguarda lo Scotton di Breganze. Sicuramente atti importanti che, uniti alla necessità di riassegnare il service per quanto riguarda la gestione delle scuole per un valore di 6 milioni di euro e soprattutto alla nuova programmazione, ai nuovi interventi che sempre in collaborazione con l'ITS Meccatronico faremo alla Caserma Borghesi, danno un chiaro segnale della operatività, della vicinanza che vogliamo dare nei confronti degli studenti come provincia. Per quanto riguarda gli edifici provinciali, prosegue l'interlocuzione con IPAB per la vendita congiunta degli immobili ex Siamic a Vicenza. Le aste finora sono andate deserte. L'intenzione è quella di procedere con altri tentativi di vendita all'asta, ma nel frattempo la provincia sta valutando la possibilità di recuperare l'edificio come sede direzionale di Società Vicentina Trasporti. A breve verrà quindi affidato un incarico ad un esperto per valutare l'opportunità e il costo di una simile operazione. Vi abbiamo fatto sentire prima in diretta Giovanni Manildo, candidato presidente per il centro-sinistra. Vi dicevo che questo è un sabato politico elettorale. L'altro fronte è quello del centrodestra, è rappresentato in questo momento da Flavio Tosi, che si trova a Pedavena con la nostra Tiziana Bolognani e dal punto di vista tecnico accompagnata da Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Cristian. Sì, ci ha raggiunto l'eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia Flavio Tosi, ed è una giornata, come dicevi tu, particolarmente importante e intensa anche sul fronte degli appuntamenti politici in Veneto. Certo, le regionali stanno facendo accelerare anche la diffusione di questi incontri. Oggi a Pedavena Forza Italia incontra la base, incontra i suoi coordinatori che stanno sul territorio e che stanno lavorando. Tosi, intanto la primissima novità in Forza Italia l'ha annunciata ieri Tajani, c'è questo rinnovo del vostro statuto. Sì, una ulteriore apertura. Forza Italia era diventato un partito un po' chiuso negli anni. Non si svolgevano più i congressi, c'era meno radicamento territoriale e quindi il partito poi si era anche indebolito, perché poi se non sei presente perdi anche consenso. Invece con una scelta condivisa fra l'altro da Berlusconi e Tajani, che è stata quella di rifar partire i congressi, poi è mancato il nostro presidente, come sappiamo, ma Tajani ha proseguito su quella linea e quindi si sono fatti i congressi provinciali, si sono fatti i congressi dei comuni, si è fatto il congresso che ha eletto Antonio Tajani
e adesso a breve, penso l'anno prossimo, perché noi in Veneto abbiamo le regionali adesso, faremo i congressi regionali, quindi un partito che si mette a disposizione del territorio, che è quello che gli elettori e le elettrici si aspettano che i rappresentanti di Forza Italia siano in mezzo a loro, che abbiano dei punti di riferimento precisi e che ci sia una filiera dei comuni, la provincia, le regioni, il governo, l'Europa, perché il sottoscritto è eurodeputato, a disposizione delle categorie economiche, degli imprenditori, di quello che serve al Veneto. Con l'obiettivo di crescere? Ma con l'obiettivo di continuare a crescere, perché in realtà noi abbiamo il dato delle regionali 2020 per il Veneto che era il 3,5%, alle politiche 2022 il 6,7%, alle ultime europee l'anno scorso quasi il 9%, quindi supereremo ampiamente il 10% alle elezioni regionali. Io spero in un 15, devo dire, e secondo me è raggiungibile considerando che ahimè all'interno della coalizione ci sono dei partiti anche che calano e che Fratelli d'Italia, che quando c'è candidata Giorgia Meloni fa dei risultati pazzeschi, perché Giorgia Meloni è bravissima, cioè poco da fare, è così, però alle regionali Forza Italia di solito fa il massimo del risultato, cioè Forza Italia sulle regionali fa meglio che non alle politiche, non alle europee. È questo che voi state anche rivendicando al tavolo della trattativa che vede tutte le forze di centrodestra riunite? Sì, stiamo rivendicando questo, dicendo anche si vota in 6 regioni, si vota l'anno prossimo in comune a Venezia, si voterà subito dopo a Belluno, a Verona, a Padova e ci sono tanti altri comuni importanti che vanno al voto e quindi un equilibrio complessivo. Nell'equilibrio complessivo è logico che la parte più importante spetta a Fratelli d'Italia, perché oggettivamente è giusto dirlo, però è ovvio che ci dovrà essere uno spazio anche per noi e per la Lega. Se per caso capitasse la guida della regione a Forza Italia, meglio. Ecco, Flavio Tosi però resta al momento attualmente il candidato presidente di Forza Italia. Sì, allora i nomi che ufficialmente per Forza Italia è Flavio Tosi e quindi ringrazio il partito e Antonio Tajani per questa scelta. Per la Lega si dice Alberto Stefani, che è il coordinatore regionale, quindi il collega, e per Fratelli d'Italia o De Carlo, che è anche lui coordinatore regionale, o i rumors, così si dice, parlano del senatore Speranzon di Venezia. Senta, le chiedo prima di salutare e di restituire la linea allo studio invece un suo commento su questioni che riguardano principalmente la provincia di Belluno, che da un mese dal punto di vista della mobilità sta pagando un durissimo scotto, per di più sulla strada delle Olimpiadi. Ma lì c'è un errore nella gestione di quei cantieri, perché si è partiti molto tardi, troppo tardi, e quindi non andrà finito tutto quello che serve per Cortina in tempo per le Olimpiadi. Io non do colpe, è un dato oggettivo, si è partiti tardi. Gestendo malamente, c'è un tema di risorse, perché io, guardandola dall'esterno, quei 110 milioni circa per la pista da bob, pensando alle problematiche che ha la provincia di Belluno, e ai problemi di viabilità che la provincia di Belluno, perché non esiste Cortina ed è fondamentale, fantastica, ma non c'è solo Cortina. Una pista che noi in Italia abbiamo 39 atleti che fanno bob. Spendere 110 milioni pensando a quante opere viabilistiche e infrastrutture potevi fare in una provincia come questa, come quella di Belluno, che ne ha un bisogno estremo. Io adesso arrivo dalla Valsugana, un cantiere dietro l'altro, non arrivi mai, e lo stesso vale per tante altre viabilità, frane dappertutto, dissesto idrogeologico, forse i soldi andavano spesi meglio e prima. Grazie al coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. Mi riallaccio alle questioni della viabilità dicendovi che ANAS ha messo già le mani avanti con una nota ieri sera, confermata questa mattina, condivisa dai comuni di San Vito e di Cortina. La statale 51 di Alemagna potrebbe essere chiusa perché il tempo qui assolutamente non è per niente buono, e quindi già si consiglia ai turisti e ai lavoratori di procedere verso il passo Tre Croci. Cristian, è tutto, da Pedavena ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi. Le dichiarazioni di Tosi, soprattutto le ultime sulla pista da bob e sulla viabilità bellunese, faranno sicuramente discutere, avranno delle conseguenze politiche, immagino. Lucio Zanato, è pronto Lucio Zanato? Torniamo a parlare di maltempo, sono ore di allerta gialla, ma sui colli del Prosecco le frane continuano a essere sorvegliate speciali. Lucio, dove ti trovi, com'è la situazione, che cosa vedi?
Allora, intanto buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono a Pedeguarda e sono con il signor Bruno Gallonetto e se vedete alle mie spalle quella cosa bianca è praticamente il telo che è stato tirato su una frana che è precipitata sulle case sottostanti dal giardino del signor Gallonetto. Quindi qui c'è il tema delle frane oltre che il tema delle esondazioni del Soligo che è più basso. Siamo a 2 passi sostanzialmente da via Crode che abbiamo raccontato l'altro giorno e quindi dal Soligo che è esondato. Quindi il tema qui nel quartiere del Piave, nella zona proprio tra Follina e Pieve di Soligo, è sia l'acqua, diciamo così, che esonda, sia l'acqua che erode e in questo caso particolare ha eroso o comunque si è stabilita sotto un muro di contenimento che probabilmente non aveva dei drenaggi e alla fine ha fatto franare tutto. Però ho chiesto al signor Gallonetto di essere qui anche per testimoniare un'altra cosa. Lui ha un pluviometro in mano, signor Gallonetto, ecco, sì. Ci racconti che cosa ha registrato il suo pluviometro l'altro giorno. Ecco, il mio pluviometro che svuoto regolarmente, dico tutti i giorni o comunque dopo un temporale, l'altro ieri pomeriggio quando è successo il fatto l'ho svuotato, c'erano dentro 70 mm d'acqua caduti nel giro di pochissimo tempo. Penso 7 centimetri d'acqua per metro quadro, sì. Quindi pensate un po' voi quanta acqua è caduta qui l'altro giorno che poi noi siamo venuti a raccontare sia per quanto riguarda le esondazioni sia per quanto riguarda lo smontamento. Però non è solo questo, perché questo territorio questo mese è stato particolarmente colpito, perché quanta acqua ha calcolato? Ecco, io ogni volta che svuoto questo ho una ghiera, porto avanti la cifra dei millimetri che svuoto e siamo già andati fuori massimo, perché qua abbiamo 2,50, ho ripreso il giro di nuovo, adesso siamo a 75, quindi abbiamo 325 mm di acqua, 32 centimetri di acqua per metro quadro dal 1° di luglio. Beh, direi che insomma sono numeri che fanno sicuramente pensare a tutte le persone, però noi siamo qui proprio perché lei l'altro giorno che pioveva era tranquillo fino a un certo punto, quando finita la pioggia chi è arrivato? Dunque il fatto è che dentro casa non mi sono assolutamente accorto di niente, prima guardavo il telegiornale, poi ho messo il naso fuori, ho visto che pioveva ma veramente in maniera eccezionale e a questo punto mi sono ritirato dentro. Dopo un po' ho smesso di piovere, mi suona il campanello, il mio vicino di casa mi dice: hai visto cosa è successo? Cosa è successo cosa? E il tuo giardino è venuto a casa mia. E quindi praticamente sotto qui tutta la terra è entrata dentro le case, nei sottointerrati. Però il signor Gallonetto tende a ricordare anche una cosa, cioè che qui, come dire, un ragionamento va fatto sulle costruzioni. Sì, effettivamente qua hanno costruito delle case in una situazione che ritengo parecchio strana. Il tetto della casa qua di fronte, che ha 3 piani, è sotto il livello del mio cortile e dista solo 10 metri. Non penso che sia una cosa da farsi questa, penso che qualcuno abbia sbagliato. Esatto, qui c'è un tema non solo di muro di contenimento non adeguato, quindi con i drenaggi, ma sicuramente di concessioni lasciate per poter costruire in zone che invece sarebbero molto sensibili, proprio perché è facile da frana. Anche perché per poter usufruire di questi spazi hanno dovuto con un martellone demolire costoni di roccia che peraltro a suo tempo, al momento della costruzione, hanno lesionato la mia casa e anche quella di altri 2 vicini. Abbiamo fatto causa all'impresa, quando è stato il momento probabilmente di arrivare a sentenza l'azienda ha chiuso i battenti, ha dichiarato fallimento sia l'azienda della costruzione sia l'azienda appaltatrice dei lavori. Ecco, e alla fine insomma chi rimane il colcellino in mano, come si dice, sono i residenti cioè i residenti che c'erano prima e i residenti che invece hanno poi comprato la casa perché sono danneggiati anche loro, per cui c'è un tema. E il tema non è solo qui della riva, ma anche più in giù, perché più di qualcuno fa notare come nel canale che abbiamo raccontato l'altro giorno, esondato, finito dentro i garage del bar e delle case vicinali, il canale in realtà doveva avere delle zone di rispetto e quindi il tema per i prossimi tempi, soprattutto per gli amministratori comunali, sarà rilasciare le concessioni, ammesso che verranno rilasciate altre concessioni di costruzione. Io voglio ringraziare il signor Gallonetto che è stato così gentile da accoglierci nel suo giardino per quello che è rimasto, perché adesso c'è solo praticamente la riva, e se no hai domande restituisco la linea allo studio.
Grazie Lucio, grazie a te e al tuo ospite. Questa quindi la situazione nella zona di Follina. Vi ricordo che resta l'allerta gialla fino a questa sera alle ore 20 su tutto il Veneto per rischio forte temporali. Noi siamo pronti, fra pochissimo dovremo collegarci con la Tisana per raccontarvi di questo sabato da Bollino Rosso e poi vi racconteremo anche i funerali che si sono svolti questa mattina a Padova, i funerali della 17enne precipitato da un balcone a Corfù. Come sapete c'è un'inchiesta aperta. Un minuto di pubblicità, poi rientriamo. Di nuovo Focus TG prosegue il nostro racconto di questo sabato a Nord-Est. Vi dicevo prima di andare in pubblicità che ci saremmo occupati dei funerali che si sono svolti questa mattina a Padova, i funerali del giovane, del 17enne morto nelle settimane scorse a Corfù precipitando da un balcone. Una vicenda grave, surreale, è stata aperta un'inchiesta, ma oggi a Padova è stato il giorno del dolore. Per noi sul posto Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende. È la chiesa della Madonna Incoronata nel quartiere della Sacra Famiglia a Padova, dove aver salutato per l'ultima volta Alessandro Bandarin Troi. C'erano davvero tantissime persone a porgere l'addio a Dio, portarlo a Dio, come ha detto il parroco Don Gianromano Niesotto in questo sabato mattina, che ha regolato nell'ora e mezza in cui è durato il funerale davvero un po' di sole. C'era la famiglia straziata di Alessandro, il papà, la mamma, la sorellina che non riusciva a staccarsi dalla bara chiara coperta di fiori bianchi. C'erano poi tantissimi amici di Alessandro che alla fine hanno detto, sussurrato un ciao Ale, lanciando al cielo decine di palloncini bianchi e blu in cui avevano scritto un loro pensiero. Una cerimonia davvero sobria, silenziosa, in cui però si è sentito tutto il dolore per quella che resta una morte davvero inspiegabile. Ricordiamolo, Alessandro era in vacanza con i compagni di classe del liceo classico Tito Livio a Corfù in Grecia quando è caduto dal terrazzo di un appartamento dove si trovava con alcune ragazze belghe. Una caduta terribile. Nonostante il tentativo di portarlo dalla Grecia a Padova, Alessandro la settimana scorsa purtroppo è morto. C'è anche un'inchiesta aperta dalla Procura di Padova sulla sua morte, ma oggi è stato il giorno del dolore e del saluto. Questo è il racconto di Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende da Padova. Subito adesso a La Tisana con Omar Costantini. È una giornata di attenzione sulle strade a Nord-Est. Com'è la situazione, Omar? Buongiorno. Sì, buongiorno, siamo proprio alla barriera di La Tisana, traffico scorrevole rispetto a quanto erano le previsioni, siamo a un meno 15% perché molti vacanzieri hanno approfittato, come si dice, delle vacanze intelligenti, nel senso di partenze intelligenti. Molti sono già partiti ieri, chi partirà probabilmente nelle prossime ore. Quello che conta è che il traffico è scorrevole nella direzione est-ovest. Devo soltanto segnalare un paio di chilometri di coda tra l'innesto tra la 4 e la 23, il cosiddetto nodo di Palmanova, per chi arriva da ovest, in particolare traffico intenso per la direttrice di Tarvisio, mentre una volta usciti nel punto in cui c'è lo svincolo in direzione Trieste il traffico è scorrevole. Ti faccio velocemente il punto per quanto riguarda le due barriere principali verso le mete turistiche balneari. Allora, i tempi d'attesa
attesa al momento qui a Latisana. Per chi paga con contante o con carta si aggira sul minuto e mezzo /2, mentre le 3 corsie riservate al Telepass sono praticamente libere. Stessa situazione al casello dell'Isert, dunque per chi deve poi raggiungere o Trieste o comunque le mete slovene e croate, al momento il traffico è regolare, non ci sono code da segnalare. Chiaramente Autostrade Alto Adriatico ha preparato tutta la task force, sono circa 300 le persone impegnate tra caselli e tutto lungo il percorso, segnalatori e via dicendo. In caso di emergenza, ad esempio, se si dovesse formare più di 6 km di coda alla barriera dell'Isert, è previsto una safety car che da Palmanova raggiunge l'uscita di Villesse, dunque A34, e devia il traffico lungo Gorizia, e poi chi deve raggiungere chiaramente le mete croate e slovene seguirà le autostrade d'oltre confine. Poi una volta che la coda sarà smaltita, l'autostrada verrà riaperta. Questo in caso, ripetiamo, di coda di un certo livello alla barriera dell'Isert. Chiaramente l'altro bypass solito è quello all'altezza del nodo di Mestre a 27, poi si rientra a Conegliano a 28 e viceversa. Al momento, ripetiamo, la situazione critica da segnalare è soltanto tra il nodo di Palmanova in direzione del casello di San Giorgio per chi da ovest deve raggiungere insomma la zona di Ponente o verso l'Austria, in particolare sulla 23 segnalata più coda rispetto al resto della viabilità di concessione di Autostrade Alto Adriatico. Questa è la situazione per il momento, ti ripasso la linea, alla prossima. Grazie davvero Omar Costantini da Latisana. Noi rimaniamo sulle strade del nord-est con i consigli dell'ispettore Mirko Ferri della sezione Polizia Stradale di Venezia. Una cosa importantissima è da ricordare come soprattutto i nostri bambini, quelli che soprattutto non raggiungono 1,50 m di altezza, devono essere dotati di quelli che sono i sistemi di ritenuta ausiliari, i cosiddetti seggiolini. Importantissimi seggiolini lo sono più che altro perché adeguano l'altezza della cintura a quella che è la statura dei nostri trasportati, soprattutto dei nostri bambini. Quindi le faccio vedere, quando noi andiamo ad agganciare la cintura, noi li dobbiamo far passare su quelli che sono gli appositi spazi predisposti dal seggiolino stesso. Noi agganciamo quindi la cintura, guardi, faccio vedere proprio il movimento. La cintura cosa fa? In base all'altezza del seggiolino adegua la possibilità, la posizione sulla spalla del ragazzino o della ragazzina, perché in questo modo non va ad essere troppo alta e quindi ad insistere sul collo. Sappiamo che quando c'è un urto che porta ad esempio la velocità da 50 km/h a 0, il corpo presente all'interno del veicolo assume una forza 40 volte il proprio peso, quindi un cagnolino che mi pesa 10 kg viene ad avere un peso di 400 kg, perché 10 per 40 arriviamo a 400, quindi diventa come un proiettile all'interno dell'abitacolo. E noi allora dobbiamo trasportarli in modo adeguato per la loro e la nostra sicurezza. Quindi ci sono diverse tipologie di ritenute. La pettorina da mettere sull'animale, l'altro invece è il trasportino dove vengono posizionati all'interno, e il trasportino stesso, se non ha il sistema Isofix, perché come per i seggiolini anche per i trasportini ci sono quelli dotati di sistema Isofix, deve essere ben agganciato con la cintura di sicurezza. Per i cani più grandi, gli animali più grandi, devono essere posizionati o all'interno del bagagliaio con la rete, oppure ci sono delle rete apposite da mettere tra i posti anteriori e i posti posteriori. Questi dunque i consigli preziosi dell'ispettore Ferri. Siamo davvero alle battute conclusive di questo Focus TG. Vi abbiamo raccontato questa prima parte di giornata a nord-est. Abbiamo iniziato con la serata, la nottata nera vissuta nel Veneto orientale, tanti troppi incidenti. Il primo a Concordia Sagittaria ha coinvolto un'ambulanza, una mamma con un bimbo feriti.
in maniera lieve, questo va detto fortunatamente. Un altro incidente poco prima della mezzanotte a San Donà di Piave. Vi abbiamo fatto sentire la testimonianza di Romina Ceccato dell'associazione ALBA, un'associazione per la sicurezza stradale. In quel caso una ragazza ferita che si trova all'ospedale. Poi c'è stato un altro incidente nella zona del casino a Mestre, quindi appunto una giornata difficile, ore difficili sulle strade del veneziano. Vi abbiamo poi parlato di politica, vi abbiamo trasmesso in diretta le dichiarazioni di giornata di Giovanni Manildo per il centro-sinistra e di Flavio Tosi per il centrodestra, per Forza Italia. Flavio Tosi che è andato giù pesantissimo, lo avete sentito sulla pista da Bob, e ha parlato di ritardi e di errori nella gestione dei cantieri olimpici. Sono dichiarazioni che hanno un peso specifico in quest'estate di campagna elettorale, quando ancora non si trova un candidato presidente per il centro-destra, e resta l'allerta gialla fino alle 20 di questa sera su tutti i bacini del Veneto. C'è il rischio forte di temporali. Con Lucio Zanato vi abbiamo mostrato la situazione nell'Alta Marca, dove le frane restano sorvegliate speciali. Questa quindi la fotografia che vi diamo alle 13 di questo sabato 26 luglio. Per il momento è davvero tutto. Ringrazio dalla regia Renato Capoia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento con Rete Veneta.